Bella raga, c'è tutto il cubendole veneziano ragazzi, visto che non va GP4 proviamo con F1 Challenge 99-2002, siamo con la Ferrari del 1999 di Michael Schumacher. Andiamo all'Albert Situato Park. nel centro di Melbourne, lo spettacolare circuito di Albert Park ragazzi, combina diversi brevi rettilinei a numerose curve veloci. Al contrario di quanto accade negli altri circuiti stradali, qui non ci sono curve a 90 gradi. È impressionante ragazzi, sole sole. Okay. Salve a tutti! Ho visto che il gioco un pochino rallenta, però insomma chi se ne fotte, dai. Adesso vediamo se non dà fastidio. Wurz è stato colpito da Jarno Trulli. Ok. Wurz ha perso l'alettone posteriore. No. Ecco, ammazzato le McLaren. David Coulthard ha perso l'alettone anteriore. Alexander Wurz si è ritirato nel settore 3. Ecco. Oddio, ho ammazzato le McLaren, è ufficiale. Io ho messo in vulnerabilità per far vedere un attimo il gioco. Ben fatto, ora sei primo. Che non voglio assolutamente rovinare, cioè, fare una carriera magari così, perché è chiaro che non ha senso. Merda, ecco. È veramente dura tenere. Ho messo il livello di difficoltà anche basso, proprio per vedere come va il gioco, se da problemi di rallentamenti con fraps, tutto, perché chiaramente c'è un gioco vecchiotto questo, Una cosa che non so se potrò mettere i danni per me, perché qua veramente cioè sono con la tastiera, fermo con il GP4 è più semplice da questo punto di vista, Sono in fuga chiaramente perché le altre macchine sono distrutte, le McLaren. Che bello. Ecco. La McLaren è pronta ai box. Ho distrutto le due McLaren, che bella notizia. Sono quelle notizie che dopo rallegrano la giornata. La Prost è pronta ai box. Ecco. La Jordan è pronta ai box. È successo qualcosa veramente alla partenza, perché incidente colossale, tante macchine ai box, anche colpa mia. Adesso vediamo come va. Provo a andare il video con Fraps, si rallenterà molto. Primo giro completato. Sei primo. 4 giri al termine. Barrichello è secondo, con circa 10 secondi di svantaggio. Guarda, c'è. Ah, pam! Hakkinen entra ai box. Meno male che ho messo l'invulnerabilità. Ecco. Barrichello Heinz Harald Frentzen sta entrando ai box. Mamma mia, veramente dura, fioi. Tipo devo fare un allenamento devastante se voglio fare qualcosa. Vai, colpisce il cuore, colpisce il cuore. Vai. Vai, che la Ferrari sta dominando, sta letteralmente dominando. Dopo la macchina, appena fai un minimo errore, c'è. Vabbè, ci ha provato a settare il joystick, ma il problema del joystick è che pende troppo verso sinistra, non capisco il perché. Dai, su. La McLaren è pronta ai box. Ancora. Ah, per l'altro, giusto, perché erano tutte e due. Poveretti. E io godo. Ho ammazzato le due McLaren. Mi ricordo che questo gioco l'avevo comprato per PlayStation 2, l'avevo bruciato ragazzi, mamma mia che bello. Sei primo. 3 giri alla fine. Cioè una volta mettevano le sovraimpressioni. Barrichello è secondo, proprio Adesso dietro a non te. mettono più neanche questo nei giochi, veramente è vergognoso, però. È realmente vergognoso. David Coulthard non può continuare, si è ritirato nel settore 3. Si è ritirato David Coulthard. Addirittura ti dicevano i ritiri così, cioè vedi adesso non è più così, c'è poco da fare. Non riesco già a frenare, non riesco ad andare a prendere certe curve in pieno perché. Non riesco mica a tenere la macchina, Non riesco mica a tenere l'autovettura.
Guarda, Vardi, mamma mia. Mi ricordo che per PlayStation 2 era veramente più semplice il Games, Devo allenarmi a sbrega sempre questo gioco e se non dà fastidio i rallentamenti posso anche provarlo, raga. Il discorso è che devo allenarmi un pochetto. C'è David Coulthard che è fuori. David Coulthard ha parcheggiato la sua macchina. Buono. Abbiamo sempre Barrichello a 5 centesimi, scusate. Sei primo. 2 giri al termine. Barrichello è secondo, proprio dietro a te. Mamma mia. Concentrazione massimale, ragazzi. Devo capire i tempi di frenata, le robe. Però con la tastiera giocare ai giochi di guida con la tastiera è veramente dura, ragazzi. Eccola là. Barrichello si è portato in prima posizione. Maledetto Barry, quella grande Stewart che amava la Stewart. Dobbiamo tornare a caccia di Barry, a caccia di Rubigno, a caccia di Rubigno. Vai Come, colpisce il culo. A caccia di Rubigno, a caccia di Rubigno. Questa è la vera Formula 1, cazzo, no sta merda. No! Ti sei urtato con Rubens Barrichello. Barrichello ha perso l'alettone posteriore. Scusa! Destruction Derby Come, ragazzi, Destruction Derby Come andiamo. Mamma mia, ragazzi, sto ammazzando tutti. Destruction Derby come andiamo. E gode. Spingi Kuma, spingi. Final lap. Sei primo. Sei nell'ultimo giro, non fermarti ora. Non fermarti ora, Miguel. Barrichello è secondo, con circa 5 secondi di svantaggio. Ben fatto, hai appena ottenuto il miglior tempo in gara. Fastest, non c'è la sovraimpressione del fastest lap. Che dura che è. Ok, riferirò ai meccanici le tue istruzioni. Mamma mia. No, andiamo dai box. In testa alla corsa Michael Schumacher, al secondo posto David Coulthard. Possiamo capire, ragazzi, se è fattibile una miniserie. I punti da vedere. Se a voi piace, primis. Se Fraps non rende il gioco lento, secundis. E se I meccanici ai box sono pronti. E se io riesco a fare qualcosa, nel senso che chiaramente c'è così, ho ammazzato 10 persone. Piano piano sto prendendo un po' la mano, però è dura, è veramente dura. E va a vincere la Ferrari. E va a vincere Veneziano. Grande vittoria. Congratulazioni, hai vinto il Gran Premio d'Australia. Che bello. Vado a vincere. Buono, raga. Molto bene. Giunti al termine di un fantastico Gran Premio d'Australia, ecco la classifica incidente, finale. Frizione, cioè sono chicche. Il pilota Ferrari primo. Meravigliosi, il pilota Ferrari secondo. Primo. Buon raga, adesso cerchiamo di valutare queste cose. Fraps come è andato, se il gioco piace e quanto devo migliorare per fare una serie su questo gioco, che volevo fare un 25% 30 di giri e fare le 4 stagioni, vediamo, perché è l'unico modo per giocare a Formula 1. Vediamo, aspetto i vostri commenti. Ciao!